È stata lei a condurci verso il Foro Italico ed era consapevole di partecipare al rapporto sessuale di gruppo. Uno dei 7 ragazzi arrestati a Palermo per la violenza verso una 19enne palermitana si difende davanti ai giudici del Tribunale del Riesame respingendo tutte le accuse. L'indagato ha aggiunto: la ragazza avrebbe chiesto di deviare il percorso per non essere vista dal fidanzato che lavora in un locale del centro storico. Una tesi che però va in netto contrasto con le immagini delle telecamere di videosorveglianza in cui si vede la giovane trascinata a forza verso la zona dove si sarebbe consumato lo stupro, in questo cantiere abbandonato che vediamo nelle immagini. Associazioni e cittadini in questi giorni hanno manifestato per le vie di Palermo in merito a quanto accaduto. Se l'è cercata, guarda com'era vestita, era ubriaca, è colpa sua. Perché non è scappata? Come se non bastasse la violenza sessuale e fisica subita, ogni donna nei giorni successivi deve anche sopportare frasi come queste: un'ulteriore violenza, una gogna mediatica che tende in tutti i modi a colpevolizzare la vittima e assolvere i carnefici. È successo anche in questo caso, nel caso della ragazza di 19 anni stuprata da 7 uomini a Palermo. Siamo stanche. Crediamo che in questi casi siano le donne a dover prendere parola, con tutta la loro rabbia e con la promessa di cambiare radicalmente questa società. Uno degli altri arrestati ha ribadito anche durante l'interrogatorio lo scorso 4 agosto di essersi limitato a riprendere con il cellulare la scena e di non aver fatto del male alla giovane. La confessione del minorenne ha portato invece alla scarcerazione dell'indagato, che adesso si trova in comunità. La procuratrice per i minorenni, però, Claudia Caramanna, ha annunciato già la presentazione di un ricorso contro il provvedimento del GIP, ritenendo che si tratta di fatti particolarmente gravi e dunque il giovane deve stare in carcere. Ha raccontato per filo e per segno quello che è successo quella notte. È chiaro che ci sono molte cose che saranno oggetto di approfondimento e in questa fase non sia opportuno rivelare, ha detto l'avvocato che assiste il giovane. Ci sono indagini e interrogatori in corso degli altri maggiorenni e al momento è preferibile non dire altro. Un'anomala impiccagione, il corpo con un cappio al collo che penzola ma striscia per terra, una vistosa escoriazione alla testa e altre contusioni sul corpo. Ecco perché gli investigatori sono convinti che la morte della giovane moldava 25enne Vera Schiopu sia una malriuscita messa in scena con i 2 romeni fermati con l'accusa di omicidio. Il retroscena dell'ultimo femminicidio di Sicilia, simulato in suicidio, passeranno dall'autopsia sul corpo senza vita della moldava, trovata impiccata sabato dai carabinieri chiamati dall'amico del presunto fidanzato della ragazza. Il corpo senza vita di Vera Schiopu è stato ritrovato all'interno di questo casolare, un casolare abbandonato, probabilmente utilizzato per le irrigazioni dei campi, stava qua dentro in questo locale quando i carabinieri sono arrivati chiamati dall'amico del fidanzato della ragazza trovata senza vita. La Procura di Caltagirone nelle prossime ore affiderà l'autopsia al medico legale. Già decisa la TAC e un esame per accertare il tasso alcolemico sul corpo senza vita di Vera Schiopu. Servirà a comprendere se la ragazza sia stata picchiata prima di finire con la corda al collo nel casolare abbandonato. La ragazza moldava, Vera Schiopu, abitava assieme ai 2 romeni. In questo secondo capannone che vedete alle mie spalle, dove ci sono anche dei cani, dove ci sono dei giacigli per gli animali domestici e dove probabilmente hanno vissuto per diverso tempo. Di Vera Schiopu si sa poco, anzi pochissimo. Viveva da un po' di mesi in contrada Polmone, in territorio di Ramacca, in questa abitazione di fortuna, assieme al più grande dei 2 romeni, il manovale che lavorava in campagna coadiuvato dal suo amico. Sconosciuta anche al primo cittadino, Nunzio Vitale, che in paese non l'aveva mai vista. No, io personalmente mai visti, ma ho chiesto a tanti miei concittadini e quindi neanche loro hanno mai visto questi ragazzi, tra l'altro mai frequentata la nostra comunità. In paese a Ramacca oggi non si parla d'altro, la Moldava e i romeni, secondo le testimonianze di molti del paese, non lo frequentavano. Sta ragazza io l'ho vista in più di 2 volte. Era fidanzata con uno? Sì, ma erano fidanzate con questo caruso che stava a gioco. No, non l'ho visto, l'ho sentito parlare alla televisione, però come io vedere di presenza no. Mai vista? Mai visto. Sul fronte delle indagini, la Procura di Caltagirone, il capo facente le funzioni Alberto Santisi e il sostituto Alessandro Di Fede depositeranno la richiesta di convalida al GIP. I 2 romeni in carcere sono stati raggiunti dal loro legale, l'avvocato Alessandro Lapertosa, che seguirà l'iter giudiziario. È stato lui a rivelare che la moglie di uno dei 2 romeni fermati gli avrebbe riferito che la moldava in passato aveva tentato il suicidio.
La disperazione di un momento, forse frutto di un malessere covato da tempo, la provincia contadina isolata che spesso esaspera il disagio. Si delineano i contorni di una vicenda che ha dell'innaturale, avvenuta a Francofonte nel Siracusano. Una mamma di 40 anni ha lanciato dal balcone del primo piano di questa palazzina nella quale vive le sue figlie di 3 anni e 18 mesi. Un gesto d'impeto. Secondo le testimonianze delle zie delle piccole che erano in casa, la donna, dopo aver parlato al telefono in bagno, sarebbe uscita di scatto in balcone e avrebbe scaraventato giù le bambine da un'altezza di circa 3 metri. Subito dopo sono arrivati i soccorsi allertati dai parenti. I vigili del fuoco hanno immediatamente sistemato un materasso ai piedi dell'immobile, visti i propositi di suicidio minacciati dalla donna, che nel frattempo aveva raggiunto il terrazzo sul tetto. Inutili tentativi di farla desistere da parte delle forze dell'ordine presenti. La donna tunisina si è lanciata nel vuoto tanto da procurarsi delle fratture. Le bimbe sono al momento ricoverate invece al Policlinico di Catania, ma non sono in pericolo di vita. La mamma è ricoverata all'ospedale di Lentini. La donna voleva separarsi dal marito, un 45enne di Francofonte, che da giorni, come testimonia l'avvocato dell'uomo, si era trasferito a casa di sua madre per evitare di esasperare il clima già teso in casa. Sembra che la moglie volesse tornare in Tunisia portando con lei le bambine. La signora era in casa con le 2 bambine, Dalila e Elisa, e 2 signore, 2 zie, alle quali comunque, che sono zie del signor Magnano, ma alle quali la stessa era particolarmente affezionata, proprio perché i parenti avevano paura di lasciarla da sola. Il gesto non si è consumato al culmine di un litigio, proprio perché il marito non si trovava qua, ma in un momento in cui sembrava che tutto fosse rientrato. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno interrogando parenti e amici in cerca di ulteriori elementi utili a chiarire la vicenda e che stamattina hanno sentito la donna in ospedale. Non risulta al momento alcuna denuncia per maltrattamenti. Sbuca all'improvviso e piomba sui tavolini di un bar nel centro storico di Caltagirone, dopo aver travolto tutto e tutti. Quella che vedete non è la scena di un film, ma la manovra di un automobilista poco avvezzo al cambio automatico e quindi protagonista di un incidente singolare quanto drammatico. Per fortuna non si contano vittime, ma solo feriti, 6 in tutto, anche se 2 restano ancora ricoverati all'ospedale Gravina per i gravi traumi riportati. Scosso il vice sindaco Paolo Crispino, che racconta la spiacevole esperienza vissuta. Quando si è proprio verificato l'evento, insomma, c'erano molte persone a terra sanguinanti, quindi insomma è stata una scena davvero agghiacciante. La fortuna è stata che curati dai sanitari si è registrata appunto una situazione meno grave di quella che si potesse pensare. Un paese sotto shock che, mentre si interrogava sulla dinamica, si è visto recapitare al comune una lettera. Destinatario un 76enne originario di Caltagirone ma da tempo residente nel nord Italia, scrive di suo pugno e dispiaciuto per l'accaduto, racconta che l'incidente è stato causato dalla scarsa dimestichezza con la vettura con il cambio automatico. Nonostante non sia stata assolutamente mia volontà a recare un danno simile, ha detto: chiedo scusa a tutti e spero di poterlo fare di persona molto presto. In pochi secondi so di avere cambiato la vita di alcune persone, ma anche la mia non sarà più la stessa. Abbiamo ricevuto una lettera di scuse da parte del conducente, che ha dichiarato di aver commesso un errore, che il suo è stato un errore alla guida. Ne prendiamo atto. L'aspetto più importante sicuramente è quello di non aver avuto una situazione ben più drammatica, così come poteva accadere. L'investitore è stato denunciato dalla polizia municipale per lesioni colpose. Ecco la situazione su Monte Pellegrino, la montagna che sovrasta Palermo a 7 giorni dal devastante incendio, mai spento del tutto. Nelle immagini del Corpo Forestale della regione siciliana appaiono chiare tutte le difficoltà che si devono affrontare per raggiungere le zone più impervie da terra e cercare di eliminare poco alla volta quell'effetto brace che praticamente ogni giorno permette alle fiamme di riprendere vigore. L'intera area resta sorvegliato speciale anche quando non brucia. Sulla vicenda il Dipartimento Foreste e il Corpo Forestale della regione siciliana stanno preparando una relazione al presidente della regione Renato Schifani, che vuole capire con precisione di chi siano le colpe, a chi attribuire le responsabilità di questa situazione incresciosa. E intanto il grande caldo imperversa sulla Sicilia e continuerà a farlo per tutta la settimana. Sarà colpa del bollino rosso proprio per il rischio incendi se non si riescono a spegnere queste fiamme? Probabilmente no, ma il caldo
comunque non aiuta di certo. Da mezzogiorno di oggi, comunque, e fino alle 17 del 23 agosto, Palermo è una delle città che la Protezione Civile indica proprio a rischio. Sono segnate in rosso Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, appunto, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Verona, quindi 12 città che già domani diventeranno 16 e poi 17. Si aggiungeranno infatti Genova, Milano, Napoli e Trieste e infine Venezia dopodomani. Non si arrestano gli sbarchi sulle coste siciliane, crescono i numeri delle presenze nei centri di accoglienza, ma anche le polemiche. Questa è la situazione di Porto Empedocle. Nelle immagini vediamo centinaia di migranti che stazionano nell'area sbarchi e preidentificazioni in attesa di essere trasferiti. L'elenco delle distribuzioni in base alle quote di posti disponibili indicate dal Ministero dell'Interno prevede che vengano portati a Pozzallo, a Catania, ma anche nelle strutture del Veneto, della Liguria e delle Marche. Altri resteranno ancora lì, perché è difficile trovare autobus per il loro trasferimento. Tra loro ci sono anche una trentina di minori non accompagnati. Da noi non c'è un centro di accoglienza, c'è un hotspot di prima identificazione, anche per quanto concerne i bambini non accompagnati che seguono una trafila diversa rispetto a tutti gli altri, permangono qui all'interno del centro non più di 48 ore, dopodiché vengono trasferiti con pullman nei centri idonei alla loro permanenza. Proprio il tema dei giovani migranti è un'emergenza nell'emergenza. Sono giovanissimi, soli, scappano dalle guerre e dalla fame, rincorrendo il sogno di una vita diversa. Molte volte il prezzo da pagare è altissimo, come nel caso di una ragazzina di appena 15 anni che ha attraversato da sola la Mauritania, l'Algeria e la Tunisia, subendo stupri e patendo la fame. O il caso di un sedicenne, fuggito dalla guerra che attanaglia il Sudan, che ha trascorso la prigionia nei campi libici dove è stato sottoposto a violenze di vario tipo. Storie drammatiche che ci vengono riferite dal personale di Medici Senza Frontiere, che con la Geo Barents ha salvato 55 giovani, 52 erano minori, sbarcati nel porto di Bari. A Lampedusa al momento ci sono quasi 300 minori non accompagnati. Il centro di Villa Sicania, a Siculiana, nell'Agrigentino, è in difficoltà. Il numero di posti disponibili è stato superato e il responsabile chiede che vengano affidati ad altre comunità. Sul tema dei minori non accompagnati, ormai in costante aumento, è il nuovo scontro tra sindaci di tutta Italia e Viminale. I comuni, dicono i sindaci, possono intervenire in via temporanea e senza oneri a proprio carico in caso di arrivi eccezionali. Lo Stato invece gioca a scaricabarile, con l'aggravante che il decreto Cutro ha abbassato da 100 a 60 euro al giorno il costo dell'accoglienza per un minore non accompagnato, quando in realtà i servizi per ognuno di loro costano dai 100 ai 120 euro. Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Non poteva mancare la cura di Battiato nel vasto repertorio di Fiorella Mannoia che a piedi nudi e racchiusa in un lungo abito rosso ha incantato il pubblico di Zafferana per un'esibizione da brividi. Non solo canzoni ma anche sentimenti forti ed intensi, tanto da fermarsi per un attimo a puntare il dito verso nord. Questa è per Franco, lui non è qui, ma è qui. Ed il riferimento è alla vicina Milo, all'amicizia con Battiato e allo stretto legame di Milo con Lucio Dalla. Notte magica ai fianchi dell'Etna con la signora della musica italiana, padre siciliano e madre umbra, che ha entusiasmato i presenti, coinvolgendoli in uno spettacolo nello spettacolo, con il suo vasto repertorio e molte canzoni dei grandi cantautori italiani, da Ivano Fossati a Lucio Dalla, da Battisti a Vasco Rossi. Queste canzoni oggi non le scrive più nessuno, io le canto perché loro sono un patrimonio immenso. La sua è un'interpretazione che spazia da Besame Muscio a Messico e Nuvole, dalla Donna Cannone a Vieni via con me, da Felicità a Selli. Felicità, su quale treno della notte? Il tour Luce di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, circondati da centinaia di candele, è proseguito a Noto per un altro bagno di folla e per un'altra performance illuminante ed illuminata. Perché non è detto, potrebbe anche essere un no.
Figli del Vulcano, si chiama così la campagna abbonamenti del Catania per la stagione del ritorno fra i professionisti. Prende il via da martedì alle ore 9, a 10 giorni dal primo appuntamento al Massimino col Crotone. Lo stadio rimesso a nuovo con i seggiolini e la numerazione rivista era necessario per procedere. Figli del Vulcano per la passione per i colori che si tramanda e per il simbolo, l'Etna appunto. Lo stadio insomma come un vulcano. Nel particolare non c'è prelazione per i vecchi abbonati vista la nuova numerazione allo stadio e i tempi ristretti, ma è stata prevista una riduzione per i possessori della tessera dell'anno scorso. Non c'è purtroppo una finestra dedicata solo alla prelazione perché noi fra 10 giorni abbiamo la prima partita di campionato. Ci auguriamo che tutti gli abbonati dell'anno scorso, vista da domani mattina, sottoscrivano l'abbonamento. Ci sarà un abbonamento per gli under 12 a 20 euro per tutti i settori dello stadio, mantenute le riduzioni dell'anno scorso per under 18 e over 65. Alcuni prezzi, per la curva ad esempio, occorreranno 120 euro e 100 per il ridotto, 90 e 80 euro rispettivamente per i proprietari della tessera dell'anno scorso. Necessaria la card We Catania per sottoscrivere l'abbonamento. Si parte dalla capienza di 20.204 posti che potrà essere allargata. I presupposti sono positivi, dice l'amministratore delegato Grella. I risultati dei test, compreso l'ultimo con Ragusa, dicono che il lavoro da fare c'è, ma Grella pensa all'obiettivo del 1 settembre. Lì bisogna farsi trovare pronti, così come il Catania resta vigile sul mercato per altri eventuali innesti, oltre a Di Carmine e Quaini. Ci poteva stare anche un altro centrocampista con caratteristiche un po' diverse di quelle che abbiamo oggi a disposizione, forse un'altra punta sempre con caratteristiche un po' diverse per dare più, diciamo, scelte, opzioni al mister.